Northeast Services si chiude una settimana ricca di tensioni e colpi di scena, dalle ammissioni fatte davanti al PM del patron Luigi Compiano, che avrebbe confermato di aver preso parte dei soldi contenuti nel caveau di Silea, alle apprensioni dei dipendenti che ora temono per il loro futuro. E proprio di questo si parlerà lunedì a Roma presso il Ministero del Lavoro, dove al tavolo siederanno i sindacati, i delegati aziendali e anche gli esponenti di un'industria. Il rischio di fallimento da scongiurare: per alcuni di loro sono arrivate delle proposte di lavoro dalla concorrenza, offerte che però sono state giudicate irricevibili. Oltre 600 dipendenti in tutta Italia che restano con il fiato sospeso. Dall'altra parte ci sono le indagini. Ora il compito degli inquirenti è quello di verificare se le dichiarazioni rese da Luigi Compiano corrispondano per intero al vero. Resta lui l'unico indagato assieme all'ex responsabile della Sala Conta Massimo Schiavon, perché se gli assegni depositati da Compiano a coprire gli ammanchi arriverebbero circa 31 milioni, è anche vero che le denunce continuano a piovere sul tavolo della procura, l'ultima delle quali depositata da Unicredit. Le denunce che arrivano adesso vedremo se aggiungono ammanchi o se sono riferite a somme comprese nel quantitativo che ho indicato all'inizio. Insomma, la situazione è ancora in divenire. La procura ha disposto il sequestro dell'immenso patrimonio di Compiano, costituito da auto ed imbarcazioni di lusso custodite nella zona industriale di Villorba, ma il valore dei beni potrebbe non bastare a coprire la voragine. Starebbero emergendo infatti anche consistenti debiti riconducibili ad una gestione aziendale in grossa difficoltà. I documenti al vaglio della finanza coprono movimenti nell'arco di diversi anni. È un lavoro lungo e complicato, al termine del quale, nel peggiore dei casi, per gli indagati potrebbe arrivare a configurarsi il reato di bancarotta fraudolenta.